Nel pieno di una nuova ondata di contagi, la Regione Veneto ha dato avvio alle procedure per l'erogazione della quarta dose del vaccino anti-Covid a tutte le persone sopra i 60 anni. I vaccini e le relative prenotazioni partiranno dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della determina dall'Agenzia Italiana del Farmaco, un passaggio che dovrebbe avvenire a brevissimo. A Venezia l'azienda sanitaria è pronta. La raccomandazione ovviamente ai fragili è quella di vaccinarsi e adesso anche gli over 60, quindi c'è questa opportunità visto che stiamo raggiungendo proprio in queste settimane il picco del contagio. È un'emergenza con la quale pensavamo di aver in qualche maniera chiuso i conti, che sta rialzando la testa e noi dobbiamo, gioco forza, essere pronti e avere delle risposte anche per chi comunque ti chiede assistenza e in questo momento gli ospedali sono ancora sotto pressione. I dati del contagio in Veneto si sono impennati con ben 14.000 nuovi casi e 14 morti in 24 ore. Attualmente i positivi in regione sono più di 100.000 e sono in aumento i ricoveri. Noi siamo sempre preoccupati anche perché questo sono le montagne russe. Se avessimo avuto il virus di 2 anni fa, oggi avremmo gli ospedali chiusi, collassati. Oggi abbiamo circa 900 persone in ospedale, devo dire che metà delle quali sono anche Covid per caso, sono ricoverati per altri motivi che si sono rivelati positivi e asintomatici. Oltre al vaccino, la raccomandazione quindi è di non abbandonare, ma continuare a seguire tutte le regole, piccole e grandi, di cui si è fatto tesoro in questi anni di pandemia. E l'invito che facciamo per le persone over 60 è la vaccinazione, è aderire alla campagna vaccinale ovviamente e continuare a mettere in atto tutte quelle misure intelligenti dove c'è l'assembramento, utilizzare la mascherina nei mezzi di trasporto, negli ascensori, evitare il più possibile le occasioni di rischio, così come anche utilizzare la scienza e quindi il vaccino che vediamo ha non solo in qualche modo evitato morti o situazioni gravissime, ma tutti noi che abbiamo preso il Covid anche nell'ultimo periodo ce l'ha fatto passare comunque in fase leggera.